Quando l'acqua regala prospettive, sfide, sogni e a Vicenza i sogni diventano realtà. Nasce Swim Lab, la squadra di nuoto paralimpico. Nata da pochi mesi, parteciperà al prossimo campionato italiano assoluto che si terrà a Lignano dal 13 al 16 marzo. Un progetto che permette di riempire uno spazio vuoto. In città infatti mancava una realtà come questa. Si parte, quindi è un progetto che mancava a Vicenza da 6-7 anni, è una squadra fatta momentaneamente di 6 persone che vanno dai 9 ai 57 anni, ma è un progetto importante che cresce e crescerà perché sono tante le persone con disabilità fisica e intellettiva che cercano spazi, e sono sicuro che questa nuova associazione darà molto aiuto a queste persone e quindi ha tutto l'appoggio da parte dell'amministrazione. Soddisfatti, felici vorrei dire, perché da 6 anni che attendiamo questo momento, perché da 6 anni nella provincia di Vicenza non c'era una società o piscina che si dedicasse allo sport del nuoto paralimpico. La squadra di Swim Lab oggi è composta da 6 atleti dai 9 ai 57 anni. Insieme sono pronti a tagliare grandi traguardi, a cominciare da Enrico Giacomin, campione italiano in acque libere del 2024. Mi sono permesso quindi di portare anche delle soddisfazioni l'anno scorso, come diceva, il fatto di aver vinto il campionato italiano acque libere. Le acque libere è una disciplina all'interno del nuoto paralimpico che sta prendendo sempre più piede e ci auguriamo che possa far parte anche delle Paralimpiadi di Los Angeles prossime. Mi auguro che molte altre persone con disabilità si avvicinino al nuoto e possano avere le stesse soddisfazioni che ho avuto io, è senz'altro possibile. La nostra volontà è stata quella di portare a Vicenza questa federazione che mancava e di, anche oltre all'attività, cercare di trovare magari, chissà mai, qualche campione del futuro. Oggi abbiamo qui Paride, che è un bambino che ha cominciato a fare l'attività con me da circa settembre, è un bambino molto dotato e abbiamo cominciato anche a gareggiare. Quindi speriamo che il suo futuro sia in crescita. Chissà mai che sia proprio Paride il campione del futuro. Beh, non lo so. Però una medaglia l'hai già vinta. Sì, questa medaglia che io ho vinto è stata per la mia prima gara e credo che sia fatta di ottone e oro.